Fra le città che hanno registrato più tamponi positivi c'è Sciacca con 22, poi Menfia, Agrigento con 9, 15 le persone ricoverate, 4 i guariti, 6 i deceduti. Il Premier Conte prolunga tutte le restrizioni fino a Pasquetta, ma dice sì alle passeggiate con i figli. Questo non vale per la Sicilia, il governatore Musumeci non lo consente, restare a casa vale per tutti. A metà aprile rimandate tutte le decisioni per la maturità e la terza media, sicuramente le prove cambieranno, le ipotesi. Agrigento consapevole e presente in un video, un abbraccio virtuale. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Contagi da Covid-19 nell'Agrigentino. Fra le città che hanno registrato più tamponi positivi c'è Sciacca con 22, Menfia Agrigento con 9, Licata con 8 e Ribera è salita a 7. Complessivamente 15 le persone che sono ancora ricoverate, almeno 4 i guariti e 6 i deceduti. Il servizio di apertura del nostro direttore Arturo Cantella. In arrivo dalla Prefettura i nuovi dati forniti dall'ASP di Agrigento aggiornati alle ore 16 del 1 aprile 2020. Sono 81 per la struttura agrigentina i casi accertati che si riscontrano nella nostra provincia di Covid, su 1163 tamponi verificati, mentre il dato si differisce da molto di quello fornito dalla Regione, che danno alla nostra provincia ben 96 casi. Il comune con più casi in aumento è quello di Menfi, dove si arriva a 9, registrati che secondo il sindaco della cittadina Maugeri provengono dallo stesso focolaio che si è acceso presso l'ospedale di Sciacca qualche settimana fa. Poi abbiamo in aumento anche il comune di Canicattì con un caso in più, per complessivi di contagiati pari a 4, un caso in più anche a Sciacca per arrivare a 22. Gli altri comuni sono stabili con quanto già comunicato in precedenza. Mentre per le province dell'isola si registrano 76 casi a Caltanissetta, 510 a Catania, il dato regionale più alto, 224 a Enna, 319 a Messina, 276 a Palermo, 44 a Ragusa, 98 a Siracusa e 75 a Trapani. Intanto l'ASP di Agrigento continua nel suo lavoro di coordinamento dei servizi urgenti e necessari per gestire il difficile momento in cui ci troviamo, come ci afferma il dottore Mancuso, direttore sanitario dell'ASP. Come state gestendo questa emergenza, così brevemente? Le stiamo gestendo nel modo come le ho detto. Intanto tutti i pazienti che si recano da noi in pronto soccorso si fa una accurata indagine anamnestica per capire che tipo di sintomatologia presenta, se c'è anche il sospetto di qualche link epidemiologico con qualcuno dei pazienti che sono stati già individuati come soggetti positivi o comunque sospetti tali, per esempio i conviventi o i contatti stretti con un paziente positivo. Questo si avvia attraverso, subito dopo il pre-triage, si avvia in un'area specifica del pronto soccorso dove viene tenuto in osservazione, ovviamente previa effettuazione del tampone, viene tenuto in osservazione fin tanto che non perviene l'esito del tampone. Dopo che, in isolamento ovviamente, dopo che si acquisisce l'esito del tampone, se il soggetto è negativo si indirizza verso i reparti, se ha altre patologie chiaramente si indirizza verso i reparti di degenza di cui necessita, oppure si rimanda a casa per vedere l'eventuale evoluzione del quadro clinico, se presenta un quadro clinico, oppure di stare tranquillo. Che idea si è fatta della situazione nella nostra provincia relativamente ai casi Covid? Secondo lei ci può essere un aumento, è stazionario, è nella norma? Allora, noi dopo il primo cluster che si è verificato a Sciacca abbiamo registrato un incremento che è contenuto, salvo dei casi dove per esempio all'interno di uno stesso nucleo familiare dopo il primo positivo abbiamo rinvenuto altri 2, 3, a volte anche 4 soggetti conviventi positivi. È chiaro che questo è un dato atteso in qualche misura, però diciamo, l'incremento che noi abbiamo registrato in questi giorni, grazie a Dio, ad oggi è un incremento ancora contenuto, sufficientemente contenuto. Il sindaco che deve fare? Un appello? Il sindaco deve rimanere a casa, se ci sono le ragioni chiede a noi, noi andiamo a casa, effettuiamo il tampone al domicilio e sono la stragrande maggioranza di soggetti che hanno fruito di questa prestazione, dopodiché si monitorizza la condizione clinica del soggetto, la evoluzione dell'eventuale
del quadro clinico attraverso la nostra sorveglianza attiva, quindi il contatto telefonico che il Dipartimento di Prevenzione pone in essere quotidianamente. Si chiede a questi soggetti come stanno, quindi ove è chiaro dovesse peggiorare la condizione clinica, o loro lo chiedono direttamente oppure tramite il medico di medicina generale e vengono poi convogliati nei reparti di medicina di malattie infettive che ci sono in Sicilia tramite il sistema del 118. Consiglio di restare a casa? Sempre. Rimanere a casa è la soluzione migliore, è l'unica che ci può aiutare a superare questo momento di crisi gravissima, è quello di mantenere, di evitare i contatti stretti, al solito quello di lavarsi frequentemente le mani, eccetera. Ma la cosa più importante è rimanere a casa. Dovremmo restare chiusi a casa almeno fino a Pasquetta. Il premier Giuseppe Conte ha firmato ieri sera un decreto che proroga al 13 aprile le restrizioni per il coronavirus. In Sicilia il governatore Nello Musumeci vieta le passeggiate sotto casa con i figli, che invece sono state concesse nel resto d'Italia. Il servizio è di Lello Casesa. Il nostro Paese sta attraversando una fase acuta, la fase acuta dell'emergenza. Oggi abbiamo superato 13.155 decessi, questa è una ferita che ci addolora particolarmente, è una ferita che mai potremo sanare. Ecco, allora non siamo nella condizione, lo voglio chiarire, di poter allentare le misure restrittive che abbiamo disposto, non siamo nella condizione di poter alleviare i disagi e di risparmiarvi i sacrifici a cui siete sottoposti. Fino al giorno di Pasquetta, 13 aprile, sono confermate le misure restrittive per arginare il contagio del coronavirus. Se allentassimo le misure, ha dichiarato il Presidente del Consiglio durante la conferenza stampa di ieri sera, gli sforzi sarebbero vani. Mi dispiace molto che cadano a Pasqua, una festa tanto cara a noi italiani. Ci sarà presto una fase 2 di allentamento graduale e di convivenza con il virus. E poi la fase 3, l'uscita dall'emergenza, della ricostruzione e del rilancio. Ma non è scontato che la fase 2 inizi proprio il 14 aprile. Lo faremo quando gli esperti ce lo diranno. Dobbiamo programmare un ritorno alla normalità che deve essere fatto con gradualità e deve consentire a tutti in prospettiva di tornare a lavorare in sicurezza. Rimangono sospesi gli allenamenti per le società sportive e gli atleti professionisti. Ovviamente gli atleti potranno allenarsi in maniera individuale ma non collettiva, ha spiegato il capo del governo. Vengono rinnovate tutte le limitazioni agli spostamenti e la chiusura delle attività non essenziali. Non abbiamo affatto autorizzato, spiega il capo del governo, l'ora del passeggio con i bambini. Abbiamo solo detto che quando un genitore va a fare la spesa si può consentire anche l'accompagno di un bambino, ma non deve essere l'occasione di andare a spasso. A spiegare meglio l'interpretazione della circolare lo ha fatto il presidente della Società Italiana di Pediatria e membro del comitato scientifico Alberto Villani durante la conferenza delle 18 alla Protezione Civile. Se si esce di casa con un bambino rispettando le norme per un motivo preciso è previsto dai decreti, si può fare, ma non c'è alcun motivo per portare a spasso un bambino in carrozzina, non va fatto e può essere imprudente, ha concluso Villani. In Sicilia la situazione è leggermente diversa ed è ancora più restrittiva, non si potranno fare passeggiate con bambini anche vicino casa ed è assolutamente vietato svolgere attività sportiva all'aperto. Lo ha confermato il presidente della regione Musumeci, che ha firmato un'altra ordinanza. La nuova circolare del Ministero dell'Interno in Sicilia non si applica. Mi riferisco alla possibilità che viene concessa ai minori soprattutto per poter fare in compagnia di un genitore la passeggiata vicino casa. Io ho l'impressione che in Sicilia si sia perso il punto di riferimento, nel senso che siamo tutti convinti che il peggio sia già passato e quindi possiamo permetterci anche qualche lusso. Purtroppo non è così, perché il picco da noi deve ancora arrivare, non lasciamoci condizionare dalle notizie che arrivano dal nord, dobbiamo rimanere a casa perché rischiamo di bruciare tutti i sacrifici che abbiamo fatto in questo mese. Dobbiamo resistere ancora per qualche altra settimana. Vedo molta gente in giro, soprattutto nei grandi centri, e questo è davvero un comportamento irresponsabile sotto ogni aspetto.
Non possiamo permetterci questo lusso. Ecco perché continuo a seguire la linea del rigore e della fermezza. Mi dispiace. Ci sono casi particolari di persone affette da particolari patologie, minori e non. Bene, in quel caso, se certificati dal medico di famiglia, possono essere ammessi per fare un breve giro sotto casa assieme al genitore. Però siamo in guerra, non ce la possiamo prendere con nessuno. E questo nemico non lo conosciamo, è invisibile, ma sappiamo che cammina con le persone. Quindi più ci muoviamo e peggio è. Ed anche il sindaco di Palermo e presidente dell'ANCI Sicilia, Leoluco Orlando, è in piena sintonia con Musumeci. In Sicilia è troppo presto per rallentare le misure di contrasto al coronavirus, siamo ancora a rischio. Lo sono prima di tutto i bambini e gli anziani delle nostre comunità. Condivido che la Regione continui a mantenere il divieto di spostamenti se non per motivi di estrema necessità. Una critica al dispositivo che prevede le passeggiate con i figli arriva dall'esperto di dermatologia Carmelo Sgarito, un'autorizzazione che in Sicilia non è prevista ma nelle altre regioni sì. Vediamo. Vuole dire la sua il dottor Carmelo Sgarito, medico dermatologo agrigentino in merito alle problematiche legate al coronavirus 2019. Il dottore Sgarito raccomanda di non allentare la presa, di attenersi alle regole, di non uscire da casa. Per lo specialista si avverte un calo di tensione anche in considerazione della circolare del Viminale che permette di far uscire le mamme con i bambini. Ci sono ancora tante emergenze, mancano le cose essenziali, mascherine, protezioni e vedono i medici ancora impegnati nelle sale di terapia intensiva. Pertanto la raccomandazione del dottore Sgarito è quella di non uscire e di rispettare assolutamente le disposizioni di legge. Attraverso questo canale comunicativo, in qualità di cittadino della Repubblica Italiana e in qualità di medico, volevo esprimere una considerazione. Purtroppo il messaggio che ieri è passato attraverso la nota del Viminale di poter fare una piccola passeggiata con un figlio nei pressi della propria abitazione, nei pressi diciamo del proprio palazzo, nei dintorni, quindi della propria abitazione, purtroppo come credevo è stato un messaggio assolutamente erroneo, sbagliato. Tant'è vero che stamattina diciamo, per raggiungere il mio studio medico ho incontrato non 3-4 autovetture come solitamente ho incontrato nei giorni scorsi, ma ho incontrato qualcosa come 30-40 autovetture. Significa che il livello di tensione si sta abbassando e non ce lo possiamo permettere. Non ci possiamo permettere queste sviste da Roma, perché già ne abbiamo viste probabilmente fin troppe. Allora facciamo chiarezza, non è assolutamente finita l'emergenza coronavirus, non è assolutamente il tempo di uscire di casa, non ci sono ancora le condizioni per allentare, cari amici, l'attenzione su questo problema, un problema, carissimi amici, che tiene impegnati in trincea ogni giorno i nostri medici, i nostri colleghi dentro gli ospedali. E questo sapete in un momento nel quale ancora a distanza di quasi 30 giorni non ci sono i dispositivi di sicurezza, non ci sono tamponi a sufficienza, cioè ancora praticamente si lavora in una condizione di assoluto disagio, di assoluta difficoltà organizzativa e noi vogliamo contribuire ulteriormente dicendo alle persone di uscire di casa, noi vogliamo contribuire ulteriormente a generare confusione e quindi a mettere le persone nelle condizioni di uscire di casa, ma è una scelta assolutamente impensabile. Io sono d'accordo, sono assolutamente ho letto le note diciamo di tanti governatori che hanno assolutamente cassato questo tipo di possibilità, perché il divieto è assoluto, non può uscire nessuno di casa se non per motivi essenziali, non possiamo mettere a repentaglio la vita dei nostri cari, tantomeno la vita di chi in trincea in questo momento sta lavorando. Altro che andare nei parchi, cari amici, altro che andare a fare la passeggiata col cane. Qui noi dobbiamo solidarizzare con tutti i colleghi
colleghi, con tutti i medici, gli infermieri, il personale del 118 che sta in trincea dalla mattina alla sera e tante volte senza le mascherine e senza i dispositivi di sicurezza, e i tamponi che non arrivano, i tamponi che non ci sono, mancano i reagenti, arriveranno i reagenti, non arrivano, non si sa, il tampone ritarda di qualche giorno, si lavora in queste condizioni. Vogliamo in queste condizioni permetterci il lusso di mettere 30-40 autovetture fuori di casa quartiere per quartiere? Moltiplicatele per tanti quartieri, guardate quante macchine si metterebbero in giro nelle città della nostra Sicilia, in un momento dove purtroppo è scoppiata anche l'emergenza economica, l'emergenza sociale, cioè dove ancora l'emergenza di tante famiglie che hanno anche le difficoltà economiche di gestire la quotidianità, di gestire quella che è la spesa, di portare a casa il necessario per sfamare la propria famiglia, e tante associazioni, non ultima quella di cui io faccio parte, Agrigento non si arrende, è passata da una raccolta di fondi per i dispositivi di sicurezza per i medici, raccolta per i fondi finalizzata all'acquisto dei ventilatori, è passata ora a che cosa? Alla raccolta di fondi da destinare alle persone bisognose per tenerle a casa con la possibilità di mangiare. Non può passare assolutamente il messaggio che siamo fuori dall'emergenza. Il professore Brusaferro, che è una delle massime eminenze della sanità italiana, spiegava che siamo arrivati probabilmente al plateau, cioè alla fase praticamente di picco, e che la discesa ancora deve partire. Noi vogliamo aspettare questa discesa in maniera disciplinata, stando a casa e tenendo conto che le misure restrittive rimangono tali e quali a quelle che sono state dettate sin dall'inizio, anzi probabilmente con ritardo. Dobbiamo rimanere a casa e allentare la morsa è possibile quando questa curva comincerà a scendere e la discesa si andrà consolidando giorno dopo giorno, e quindi appena vediamo che questa discesa comincia ad essere evidentemente una discesa costante, allora sì che le autorità preposte potranno dire: perfetto, allarghiamo un po' le maglie. Tutte le restrizioni, anche quelle riguardanti la chiusura delle scuole e il lockdown pressoché totale dell'Italia, sono validi fino almeno a Pasquetta 13 aprile. A metà aprile poi sarà inevitabile prendere tutte le decisioni e organizzare gli esami di maturità e di terza media. Carmelo Lentini. Ci sono parecchie incertezze sul regolare svolgimento dei prossimi esami di maturità. Si stanno accavallando diverse ipotesi ed indiscrezioni per cercare di superare l'emergenza coronavirus nel migliore modo possibile. Tutto dipende dalla riapertura delle scuole, ipotizzando il ritorno tra i banchi di scuola nel prossimo mese di maggio. Si vocifera, ma non è confermato, della possibilità che in quest'anno accademico non ci sarà alcun bocciato, nemmeno tra gli studenti rimasti indietro in qualche materia, con possibile recupero delle materie l'anno prossimo. Di recente il ministro dell'istruzione Lucia Azzolina aveva sottolineato la necessità di un veicolo normativo per cui quanto prima si potranno dare delle risposte sull'esame di Stato e di terza media. Per modificare maturità ed esame di terza media si deve per forza mettere mano al decreto legislativo 62 del 2017 e non è cosa di poco conto. Al momento infatti la prima prova dell'esame di maturità è fissata per il 17 giugno. Sarà in ogni caso una maturità light con 6 commissari interni ed un esterno e molto probabilmente con una tesina al posto della seconda prova scritta. Non si terrà conto delle prove invalsi e dell'alternanza scuola-lavoro. Se si tornerà a scuola a maggio, il 17 è secondo molti la data limite oltre la quale è impossibile pensare di tornare a scuola, tutti gli studenti, anche quelli con insufficienze, potrebbero essere ammessi regolarmente all'esame di Stato.
Se non si dovesse tornare sui banchi, si potrebbe invece pensare di impostare la maturità con unica max prova orale della durata di almeno 60 minuti, con svolgimento di esercizi o traduzione in base all'indirizzo di studi. In altri casi d'emergenza, come è successo in occasione del post-terremoto dell'Aquila, si agì proprio così. In tal caso l'orale potrebbe valere 60 punti nel compito complessivo del voto finale. Sottolineiamo che si tratta solamente di ipotesi. Resta in piedi lo stesso discorso anche per l'esame di terza media, e cioè l'ipotesi del max colloquio. Tutto dunque è rimandato a metà aprile e solo allora sarà inevitabile prendere tutte le decisioni e organizzare con 2 mesi di tempo gli esami di maturità per 500.000 di studenti nel miglior modo possibile, nonostante la situazione di emergenza. In questi giorni di quarantena la violenza di genere rischia un'escalation. In aiuto un'app del Soroptimist. Margherita Tropiano. La vicenda della barbara uccisione della giovane Lorena 40 distoglie per un attimo la cronaca dalla catastrofe coronavirus e fa esplodere nella sua drammaticità ancora una volta il problema della violenza di genere. Una giovane nel fiore della vita e delle speranze, finita senza pietà e senza alcun briciolo di quell'amore che pensava la legasse al suo assassino. Di fatto, questi giorni di quarantena che impongono convivenze in casa, coatte e senza possibilità di pause, rischiano di determinare un'altra curva in crescita in materia di violenza domestica. Nel ricordare ciò che raccomandano psicologi e sociologi e numeri telefonici a sostegno delle donne vittime di violenza, un uomo che già aggredisce verbalmente potrebbe essere pronto a proseguire l'escalation di maltrattamenti. Pertanto è necessario prendere coscienza. Non credere mai a pentimenti e promesse tendenti ad affermare che possa essere stato un caso. Ai primi segnali bisogna silenziosamente chiedere aiuto e abbandonare il campo, perché quell'atteggiamento fatto di urla, di spintoni, di mani alzate è un chiaro segnale di pericolo per la vita della donna. Gli abusi subiti non devono mai mettere in atto il meccanismo tendente a giustificare l'aggressore e conseguentemente il sentirsi in colpa. L'imperativo è uno solo: sparire prima possibile, sommessamente, e rivolgersi subito a chi mette a disposizione strumenti di protezione. A tal riguardo, qualche anno addietro, il Soroptimist realizzò la creazione di un'app. Si chiama SHOW, significa Soroptimist Help Application Woman, facilmente scaricabile, che offre un aiuto concreto chiarendo i riferimenti normativi per la protezione delle donne vittime di abusi e la possibilità di entrare in contatto con il 112 o il 1522, che rappresenta lo snodo operativo delle attività di contrasto alla violenza di genere e stalking. Gli atteggiamenti di prevaricazione non sono amore, è qualcosa su cui riflettere più che mai in questi giorni in cui l'isolamento accentua i rischi per quante convivono con uomini già resisi protagonisti di episodi di prepotenza e brutalità. Antonio De Pace, il 27enne calabrese, reo confesso dell'omicidio della fidanzata 27enne Lorena 40, originaria di Favara, nell'Agrigentino e studentessa di medicina a Messina, non ha subito il contagio del Covid-19. Nemmeno la giovane Lorena aveva contratto il virus. Lo ha confermato il procuratore di Messina, Maurizio De Lucia, che sta coordinando le indagini dei carabinieri per far luce sull'atroce delitto. Abbiamo eseguito il tampone sia sul ragazzo che sulla vittima, ha spiegato il procuratore. Entrambi hanno dato esito negativo. Eppure nel lungo interrogatorio a cui è stato sottoposto dopo il delitto, il giovane calabrese avrebbe detto agli inquirenti di essere positivo al coronavirus e di aver ucciso la fidanzata proprio perché arrabbiato per aver subito il contagio. Il dato è stato adesso smentito dal tampone effettuato. De Pace, oltre a studiare alla facoltà di odontoiatria dell'Università di Messina, svolgeva l'attività di infermiere a domicilio in diversi comuni della zona ionica messinese. Da qualche tempo viveva con la 27enne a Furcisiculo, in via delle Mimose, dove nella notte tra lunedì e martedì scorso si è consumato il delitto. Il giovane avrebbe ucciso Lorena al culmine di una violenta lite che probabilmente era iniziata la sera e si era trascinata per ore intorno alle 4 del mattino.
Antonio avrebbe prima ferito all'addome con un lungo coltello da cucina la sua fidanzata, facendole perdere i sensi, e poi l'avrebbe strangolata a mani nude. Avrebbe poi tentato di togliersi la vita procurandosi una serie di ferite ai polsi, non riuscendo nell'intento. Solo verso le 8 del mattino ha chiamato i carabinieri raccontando l'accaduto. Adesso gli inquirenti stanno cercando di ricostruire quelle ore drammatiche e di individuare il movente. I cellulari e i PC dei due giovani sono al vaglio degli investigatori. Nelle scorse ore è stato affidato anche l'incarico per l'autopsia sul corpo della sfortunata 27enne. Lorena 40 era al 6° anno del corso di laurea in medicina e chirurgia dell'Università di Messina. Stava per portare a termine il suo percorso di studio. Un sogno adesso interrotto per sempre, ma il rettore dell'Università di Messina, professor Salvatore Cuzzocrea, ha annunciato che le sarà attribuita la laurea alla memoria. Con gli amici e i colleghi della nostra studentessa, scrive in una nota il rettore, abbiamo parlato della possibilità di conferire la laurea in medicina a Lorena e mi sono adoperato con gli uffici per istruire il percorso per arrivare all'approvazione della decisione da parte del Senato accademico nei prossimi giorni. Come abbiamo già fatto in passato, mi riservo di discutere con la famiglia di Lorena modi e tempi, in altri momenti meno convulsi, anche se sempre di grande dolore. Tutta la comunità accademica, ha concluso il rettore dell'Università Peloritana, in silenzio e con grande commozione sta piangendo una nostra brava studentessa che ricorderemo come merita non appena sarà possibile, con la riservatezza che ci ha sempre contraddistinto. Diverse le difficoltà che incombono sulle cooperative sociali impegnate nella gestione di servizi sociosanitari ed educativi, che in una situazione di disagio evidente continuano con i servizi in favore dei soggetti fragili. Cooperative Agrigento, tramite il presidente Lillo Sardo, chiede degli aiuti necessari. Arturo Cantella. Un appello alle istituzioni arriva dal presidente di Confcooperative di Agrigento, Lillo Sardo, che assiste nel territorio oltre 100 aziende cooperative, di cui 80% impegnato nel sociale, assistono anziani, comunità alloggio di minori, persone disabili e case di riposo, casi a grande rischio di coronavirus che piano piano sta scendendo dal nord verso il sud. Occorre fare uno screening sanitario, effettuare i tamponi al personale impegnato nelle strutture residenziali. Molto del personale infermieristico è andato via verso il pubblico e per il presidente Sardo fa un ultimo appello a sollecitare il pagamento delle spettanze dovute. Buonasera a tutti, sono Calogero Sardo, presidente della Confcooperative Territoriale di Agrigento. Grazie a TVA che ci sta dando questa possibilità di comunicare con il pubblico. Il nostro appello in questi giorni si è rivolto al prefetto, ai sindaci di tutti i comuni della provincia, alla protezione civile e all'ASP. Come voi sapete, l'organizzazione assiste circa 100 cooperative sociali in tutta la provincia, di cui l'80% ha case residenziali, dove assiste anziani, comunità alloggio, centri diurni, minori, tutte con persone disabili, e quindi tutte case, diciamo, molto a rischio a seguito del Covid-19 che ha colpito l'Italia e che sta colpendo piano piano, sta allargando ancora anche in Sicilia e in provincia di Agrigento. Abbiamo fatto questo appello per diversi motivi. Motivi sono che secondo noi occorre uno screening sanitario per cui la somministrazione di tamponi a tutto il personale impegnato nelle strutture residenziali. Occorre in queste case di riposo, comunità alloggio e centri diurni. Abbiamo cercato di reperire tutti i dispositivi di protezione individuale sia attraverso la nostra organizzazione a livello nazionale e sia attraverso, diciamo, qualsiasi canale. Pur tuttavia non siamo riusciti ad ottenere il massimo, diciamo, di quello che ci serve, tranne qualche piccolo risultato. L'altro problema importante è che noi avevamo tantissime infermiere e a seguito del reclutamento che c'è stato con il decreto da parte del Ministero della Sanità, molti di questi infermieri se ne sono andati presso il pubblico
e hanno lasciato le strutture, per cui le strutture sono senza figure infermieristiche. È un allarme che noi abbiamo lanciato a queste personalità, quindi al prefetto, ai sindaci delle varie città dove risiedono le case, alla protezione civile. Infine l'appello che facciamo al prefetto e per esso all'assessorato e ai comuni, assessorato agli enti locali e a tutti i comuni, e queste cooperative chiaramente hanno delle esposizioni debitorie enormi, tutti, perché devono ricevere da più di un anno soldi per l'assistenza a queste persone che fanno tutti i giorni con molta cura e che ad oggi di fatto non abbiamo incassato. Quindi anche la situazione, la liquidità non ci consente di poter andare avanti come si dovrebbe, per cui l'appello che noi abbiamo fatto alle autorità è affinché queste cose che abbiamo messo per iscritto in una nota e che adesso ci rivolgiamo anche attraverso i media possano, come dire, venire incontro a queste case per evitare che diventino focolaio di infezione e quindi possono provocare tantissimi morti anche nelle nostre strutture. La protezione civile monta una tenda per effettuare i tamponi Covid-19 all'esterno dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Vediamo. Prosegue l'attività del libero consorzio comunale di Agrigento a supporto dell'autorità sanitaria. Infatti presso l'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento il personale di protezione civile, coordinati dal funzionario responsabile dottor Marzio Tuttolomondo, ha allestito insieme ai volontari dell'associazione Giubbe d'Italia di Santa Elisabetta una tenda messa a disposizione dalla stessa associazione, regolarmente iscritta nel registro provinciale di protezione civile. L'operazione è stata richiesta dal direttore sanitario del presidio ospedaliero, dottor Antonello Seminerio, e autorizzata dal commissario straordinario del libero consorzio Girolamo Alberto di Pisa. La tenda servirà da struttura d'appoggio all'effettuazione dei tamponi per la diagnosi del coronavirus che, come è noto, vanno effettuati all'esterno delle strutture per essere eseguiti in sicurezza. Adesso ci fermiamo per la pubblicità, a tra poco vi aspetto. 2 aprile, oggi è la giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo. Agrigento è consapevole e presente, non ci saranno fiaccole, monumenti vestiti di blu o rivendicazioni in piazza, ma solo un abbraccio virtuale. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Oggi 2 aprile è giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo. Le associazioni agrigentine hanno pensato di realizzare un video musicale al fine di mobilitare gli utenti dei social e che rappresenti l'abbraccio sincero rivolto alle famiglie speciali e ai loro figli, considerando le difficoltà imposte dalle restrizioni del Covid-19. Il brano di sottofondo al video promozionale è suonato dal musicista agrigentino Mauro Patti, dal titolo significativo Il sole sorgerà.
Strage di Pizzolungo, oggi il 35esimo anniversario. La mattina del 2 aprile 1985 una bomba uccideva la signora Barbara Asta di 30 anni e i suoi due gemellini di 6 anni, Giuseppe e Salvatore, che come tutte le mattine stavano percorrendo in macchina il tragitto per raggiungere la loro scuola. L'obiettivo dell'autobomba parcheggiato lungo la strada costiera che portava verso Trapani era invece il giudice Carlo Palermo, che stava indagando sul traffico di stupefacenti e la criminalità organizzata. C'è il servizio. Un 2 aprile dal sapore amaro. Non avrei mai immaginato un 2 aprile così, non essere presente lì sul luogo dove mia madre e i miei fratelli sono morti. Un 2 aprile triste perché ricordiamo mia madre e i miei fratelli, ma pensiamo a tutte quelle vittime che questa terribile malattia sta mietendo in tutta Italia e in tutto il mondo. Prima di arrivare a formulare questa video intervista mi hai fatto emozionare dicendomi: oggi ho fermato tutto, ho bloccato tutto, lo sto dedicando questo giorno a mia madre e ai miei fratellini. Mi sembrava il minimo, mi sembrava corretto nei loro confronti non essere fisicamente presente, ma fare in modo, attraverso i nuovi mezzi di comunicazione, fare memoria del loro sacrificio, ma anche mi sembrava corretto e doveroso nei confronti di chi quotidianamente porta sulla propria pelle e nelle proprie orecchie il boato provocato dall'autobomba. Quindi Nino Ruggiero, Salvatore Laporta e naturalmente non di meno Carlo Palermo. Un boato che stravolge la vita, a parte quello della morte, stravolge la vita a chi rimane su questa terra. In questo momento veramente un abbraccio a Carlo, Nino, Salvatore, perché comunque sono fisicamente ogni giorno, come dicevi, ne portano i segni. Tutti dobbiamo comunque fare memoria di quello che è accaduto per fare in modo che non accada più. Ricordare quel terribile attentato, ricordare le vite spezzate della mia mamma e dei miei fratelli, ma significa anche trarre la forza da quello che è accaduto per reagire, per chiederci che cosa ciascuno di noi può fare, per fare in modo che veramente il sistema criminale che voleva la morte di Carlo Palermo possa essere sconfitto, disinnescato, disintegrato così come sono stati la mia mamma e i miei fratelli. Una battaglia che dobbiamo fare tutti, ciascuno per la propria parte, tutti quanti insieme, remando tutti contro questo mostro dalle mille facce. Cosa ti senti di dire a quei siciliani onesti che guardandoci in questo istante continuano a piangere in memoria di chi quel giorno ha perso la vita, quel maledetto 2 aprile di 35 anni fa? Di resistere e di tenere sempre alta la testa, di scegliere sempre tutti insieme da quale parte stare, uniti e compatti, non isolandoci, mettendoci sempre più in rete, facendo sempre più sistema rispetto a questo mostro dalle mille facce. Soltanto uniti possiamo veramente scrivere pagine diverse per il nostro territorio e per la nostra terra. Mi sono sposata, ora non abito più a Trapani, abito in un'altra regione. Sono convinta che noi siciliani onesti, e siamo la maggior parte, stando sempre a testa alta, ce la faremo a sconfiggere questo sistema. Non perdiamo mai la speranza, grazie di cuore. Grazie a te. Scambiano gel per disinfettante, truffa ai tempi del coronavirus. Vediamo. Prosegue l'attività dei militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, mirata al rispetto delle misure per il contenimento dell'epidemia coronavirus e il contrasto alle frodi in ordine alla vendita di DPI, dispositivi di protezione individuale. 1500 flaconi di gel prodotto senza autorizzazioni alla commercializzazione da parte del Ministero della Salute o della Commissione Europea e venduto come disinfettante per mani sono stati sequestrati nelle scorse ore in un magazzino pronti per essere venduti. In particolare le Fiamme Gialle catanesi hanno individuato un commerciante all'ingrosso di prodotti chimici per l'industria,
operante nell'Interland catanese, che deteneva presso il proprio magazzino, pronte per la spedizione, numerose confezioni di gel e detergente riportanti la dicitura disinfettante, ma in realtà sprovviste delle specifiche autorizzazioni. L'imprenditore è stato altresì trovato in possesso della materia prima e degli imballaggi necessari al confezionamento del gel in flaconi. Dall'esame dei documenti fiscali già emessi, i militari hanno ricostruito la filiera commerciale complessiva di circa 5.000 articoli attraverso l'individuazione di clienti costituiti principalmente da farmacie ed erboristerie, ubicati in varie province siciliane e in Sardegna. La successiva attività investigativa, eseguita anche mediante l'ausilio di altri reparti del corpo competenti per territorio, ha permesso di procedere al sequestro penale di tutte le confezioni di gel detergente poste in vendita. Il titolare dell'attività commerciale all'ingrosso e i responsabili delle rivendite al dettaglio sono stati segnalati alle rispettive procure della Repubblica per il reato di frode nell'esercizio del commercio. In tal senso, la Guardia di Finanza, nel particolare periodo emergenziale, prosegue la propria azione unitaria e coordinata, indirizzando maggiormente gli sforzi operativi per tutelare i consumatori e garantire il rispetto delle regole cui si attengono le aziende che producono dispositivi di protezione secondo gli standard qualitativi e di sicurezza imposti dalle norme vigenti. Difficoltà con l'affitto e isolamento sociale, la testimonianza di come peggiora e incrementa la povertà. Nelle parole di Riccardo Rossi, portavoce della missione Speranza e Carità di Biagio Conte a Palermo. Vediamo. C'è un aumento di persone che chiamano e chiedono aiuto alimentare, sicuramente c'è un aumento di persone che anche perdono la casa a causa del fatto che perdono il lavoro e non possono pagare l'affitto. Infatti noi siamo in grande sofferenza perché non possiamo accogliere nuove persone per le norme comunali dove di possibilità di contagio, però so che il comune anche si sta adoperando perché nessuno rimanga in strada. E in questo periodo in particolare si vede anche un aumento dell'emarginazione. Molte persone sono un po' isolate, questo è vero, quindi sono richieste da parte di persone che, a parte avere il cibo che magari sta mancando, proprio anche avere un minimo di contatto, specialmente parlo per gli anziani che sono in casa. È importante, insomma, le tante iniziative che ci sono state e ci sono in varie parti d'Italia, quella di portare la spesa, quello di essere vicino alla gente e anche, ci sono delle linee dedicate per poter essere un po' più vicini. E voi vi siete adoperati in maniera particolare visto l'emergenza coronavirus? Noi stiamo supportando i 1.100 che ci sono, più le 200 persone che sono tutte famiglie che la missione assiste, chi viene dal carcere, chi ha un percorso alternativo. Sono persone che fanno già un percorso importante di reinserimento sociale in missione. E questo stiamo cercando in tutti i modi di continuare ad aiutarle. E quindi noi in questo momento, quando siamo stati anche particolarmente in difficoltà, devo dire la stampa ci è venuta incontro, sono mancate sia le visite delle scuole o i ritiri o tante altre cose, ma anche la provvidenza. Quindi diciamo per certi versi noi ci siamo anche, tra virgolette, tutelati perché ci hanno isolato. Diciamo che in questo momento è importante fare rete. Il virus sta mettendo tante persone in difficoltà che facevano lavoretti saltuari, che facevano lavori in nero, quindi parliamo sia di italiani che di stranieri ovviamente. E quindi c'è questo aumento sicuramente. Diciamo che è un aumento della povertà c'era già da un po' di tempo. Noi in strada avevamo dei numeri già superiori e avevamo per esempio in strada più del 50% di migranti, perché in realtà le leggi che sono state fatte ultimamente non sono state fatte per le persone. Molte persone sono finite in strada, parlo di stranieri in questo caso. Quindi in questo momento abbiamo molti italiani in sofferenza, ma anche molti stranieri. Pensa lei che il mondo stia cambiando oppure ancora non hanno imparato il messaggio? Quando è partita l'emergenza c'era molta indifferenza da parte di tutti, ognuno ha cercato un po' di salvare se stesso. Da quando sia noi che anche altri abbiamo chiesto aiuto è nata grande solidarietà. A parte rispettare queste norme che ci danno gli esperti e le istituzioni, l'altra cosa importante è riscoprire la preghiera, riscoprire la fede e aiutare gli altri. La strada per uscire da questa emergenza, che non è solo del coronavirus attuale, ma è proprio della povertà. Quindi forse qualcuno si è accorto degli ultimi? Ma in questo momento sì, in realtà tutti quelli che erano per strada bisognava accorgersi prima che erano in strada. Siccome adesso diventano, come dire, un veicolo, potrebbero, anche se devo dire, lo vedo molto difficile, perché in genere tutti senza fissa dimora, la gente non si avvicina neanche a 4-5 metri a chi sta in strada. Anche noi in missione siamo abbastanza preservati dal virus
perché chi ci avvicina, o siamo neri, o siamo anziani, o siamo disabili, la gente non ci avvicina. Quindi in realtà bisogna superare questo gap e far sì che chi è diverso e in difficoltà deve essere aiutato. Quando tu trovi le soluzioni alternative a chi finisce in strada è sicuramente meritorio e importante, ma noi dovremmo far sì in modo che nessuno finisca in strada. E questo è un momento importante per ripensare a una società più inclusiva che non lascia indietro nessuno. Lutto nel mondo imprenditoriale agrigentino. È morto dopo una lunga malattia Antonio Mirabile, 72 anni, di Agrigento. È stato il fondatore dell'azienda SAP-SEA, leader nel comparto dell'igiene urbana, nata a metà degli anni 70, imprenditore noto e apprezzato che ha dato un contributo importante alla crescita socio-economica del territorio. Le condoglianze alla famiglia da parte di TVA. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. Prima della sigla c'è un video. A presto. Avanti. Andrà tutto bene. Andrà tutto bene. Insieme si può, andrà tutto bene.